Sesta corsa, confronto sul miglio, categoria CD, 8 dietro l'autostart, Noodles BF, Twilight Look, Sur del Ronco, Urian Horse, Rouen Pest, TFT, 1 Italia, in seconda linea Val Gardena Jet, Uragano, Dei Lady. Favori per 1 Italia in chiusura, Roberto Vecchione, numero 6 dello schieramento, macchina che accelera. La velocità iniziale di Ur del Ronco che si avvantaggia, Rouen Pest all'esterno, alla corda c'è Noodles BF. Rouen Pest si porta gradualmente su Ur del Ronco, attacca e in 200 metri esatti sfila in testa. Passato quindi in vantaggio Rouen Pest TFT nei confronti di Ur del Ronco. Terza posizione per Noodles BF, poi Twilight Lux, mentre risale all'esterno a questo punto 1 Italia, che supera Noodles BF, avvicina Ur del Ronco e punta dritto su Rouen Pest TFT. 44,3 per i 600 iniziali con l'allievo di Lorenzo Baldi in vantaggio, ma arriva 1 Italia che davanti alle tribune attacca Rouen Pest. Paletto degli 800 metri, si avvantaggia, 59 secco però per 1 Italia che deve spendere comunque per sopravanzare Rouen Pest che non si oppone, e 1 Italia prende subito margine di vantaggio, arriva al chilometro nell'ordine del 1,13 abbondante, 2 lunghezze abbondanti di margine per 1 Italia. Ora cerca di progredire anche Ur del Ronco che supera Rouen Pest TFT, c'è Urian Horse anche in terza ruota, poi Uragano dei Lady che sprinta dalla coda, anche Noodles BF ha provato a spostare, intanto 1 Italia entra nettamente in vantaggio in retta d'arrivo. 100 metri finali con 1 Italia non proprio perfetto di andatura, che però controlla la situazione e viene a vincere. Secondo posto per Urian Horse, poi Noodles BF, 1,14,3, 30,5 a chiudere. 1 Italia vince abbastanza nettamente, anzi, ma in fondo deve preoccuparsi di tenere bene l'andatura. Roberto Vecchione, l'unica preoccupazione per tenere appunto in gas 1 Italia che vince comunque comodamente, corre bene però Urian Horse che fa suo il secondo posto, confermando l'ottimo momento, mentre al terzo ancora Ur del Ronco. La vittoria dunque per 1 Italia e il triplo per Roberto Vecchione, doppio invece per Holger Elert in veste di trainer, la quota di 1,25 al totalizzatore, 6,43 l'arrivo della sesta corsa Arcoveggio.